that in a world without heaven, all is farewell. Whether you wave your hand or not, it is farewell. And if no tears come to your eyes, it is still farewell. And if you pretend not to notice, hating what passes, it is still farewell. Farewell no matter what. And the palms as they lean over the green, bright lagoon, and the pelicans diving, and the glistening bodies of bathers resting, are stages in an ultimate stillness, and the movement of sand and of wind, and the secret moves of the body are part of the same, a simplicity that turns being into an occasion for mourning, or into an occasion worth celebrating. For what else does one do? Se pensi come è inciso nell'amore per la musica, nei pensieri di questo paese, di quei cantautori di Andrea, ma anche altri, cioè se oggi uno scrive La Donna Cannone, probabilmente nessuno l'ha scritta, non c'è questa canzone in giro, arriva così tanto come è arrivata, non so cos'era, 15 anni, 20 anni, so quanto tempo fa, 20 anni fa, quando è stato. Cioè le orecchie delle persone sono pronte ad accogliere numerosamente una canzone come questa. È vero, come ha detto qualcuno, che in un mondo senza paradiso tutto è addio, che saluti con la mano o meno è addio, e se non ti salgono lacrime agli occhi è addio lo stesso, e se fingi di non accorgertene odiando ciò che passa è addio lo stesso, addio senza appello. E le palme nel flettersi sulla laguna verde splendente, i pellicani in picchiata, i corpi lucenti dei bagnanti che riposano, sono stadi in un'immobilità definitiva, e il movimento della sabbia e del vento e le movenze segrete del corpo sono parte dello stesso insieme, una semplicità che muta l'essere in occasione di lutto. Adesso si scrive praticamente la musica per la televisione, quindi c'è la musica che è uno degli elementi, come il ventilatore in faccia o il vestito, ed è una cosa, e quindi c'è uno spazio per quello, più o meno duraturo, poi cambiano le forme, ma c'è quello. Al di fuori di quello c'è tantissima musica, c'è un'energia proprio inesauribile di gente che scrive, ci sono tantissimi cantautori interessanti in questo momento, cioè penso anche Piccoli, Di Martino, o Farnedi, o Colapesce, Io sono un cane, ce ne sono tantissimi che comunque si stanno ritagliando uno spazio. La cosa che un po' come spettatore più che come addetto ai lavori, che ho dato un'occhiata anche quando vedo il 1° maggio, adesso ci sono meno nomi che hanno avuto un successo tale da incidere nella coscienza, nell'immaginario popolare. Quindi sono tanti artisti di valore, ma che magari sono arrivati in famose tante nicchie, no? Quindi quando vedi quella rassegna è difficile. De Gregori che credo arriverà domani. Sì, perfetto, infatti questo devo dire, dicevo ieri sera. No, però è difficile che ci siano canzoni che veramente senti cantare da tantissime persone. Questo non è un male, però sicuramente è una frammentazione che non so quali saranno più avanti. No, caro amico, non sono d'accordo, parli da uomo ferito, un pezzo di pane se ne cade, e tu non hai resistito, non esistono leggi d'amore, basta essere quello che sei e lascia aperta la porta del cuore, una donna che già cerca di te. My parents were bookish people, despite my father's having... I miei genitori avevano una grande passione per i libri, quindi i libri erano sempre in casa. Anche se mio papà è stato in prigione, comunque era una persona che leggeva appassionatamente i libri e mi hanno sempre fatto capire quanto fossero importanti e
come la lingua fosse una cosa importante, saper gestire, usare bene la lingua fosse fondamentale. D'altro canto, una cosa che i miei genitori non leggevano era la poesia, e quindi io mi sentivo più libero di cercare cose che interessavano me nell'ambito della poesia.